Noi sappiamo che poche settimane fa il Governo, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, ha raggiunto tra parti sociali e Amazon un accordo che è stato definito storico e che rappresenta un impegno reciproco delle organizzazioni sindacali e delle multinazionali dell'e-commerce per costruire le condizioni per garantire alle lavoratrici e dei lavoratori del comparto della logistica tutele e garanzie di natura retributiva e contrattuale. Malgrado questo accordo sia stato raggiunto a livello nazionale, in questa regione Amazon continua ad avere comportamenti che io giudico poco corretti nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici e anche delle istituzioni territoriali. Da quando è stata presentata l'interrogazione c'è un fatto nuovo, Assessore, e che risale cioè al 14 ottobre, quando la società Amazon si è addirittura rifiutata di partecipare al tavolo convocato dall'assessore competente per discutere la questione che riguarda appunto le lavoratrici e i lavoratori della sede di Vigonza, che sembrerebbero essere nei fatti stati obbligati a trasferirsi nella sede di Vicenza. Questo atteggiamento, concordo con la posizione dell'assessore, ci rammarica, perché riteniamo intollerabile che il colosso della multinazionale sia disponibile a discutere con noi quando dobbiamo programmare nuovi investimenti, quando dobbiamo definire nuovi insediamenti. Vado a concludere, ma sia molto più complicato contattare la multinazionale quando si parla dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Chiedo dunque alla Giunta e all'assessore regionale cosa intende fare la Regione del Veneto per tutelare le lavoratrici e i lavoratori del settore logistica e e-commerce anche alla luce dei fatti avvenuti in questi giorni. Grazie per la risposta, l'assessore Donazzan. Prego. Grazie alla collega per aver proposto alla Giunta una interrogazione di tal genere. Mi permette così di rendere edotta l'Aula di alcune questioni che sono particolarmente importanti. Mi accingo a leggere la risposta che è stata approvata dall'intera Giunta. Per filiera della logistica si intende un sistema economico e commerciale comprendente sia le imprese che realizzano una o più fasi di processi logistici, sia le aziende committenti. Nel territorio regionale la filiera è presente con poli logistici di rilievo internazionale e ricopre un ruolo strategico per l'economia e il tessuto sociale veneto. Negli ultimi anni questo settore è stato interessato da un'evoluzione profonda, in particolare l'e-commerce ha visto un continuo crescendo delle proprie attività, incremento che ha avuto un'ulteriore spinta nell'ultimo anno a seguito della pandemia. Dato il ruolo fondamentale del settore per il tessuto economico regionale, l'assessore, la sottoscritta, da tempo ha avviato un tavolo di confronto con le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori al fine di condividere un protocollo d'intesa per il superamento delle criticità della filiera della logistica, questa è la denominazione, con il quale le parti, ognuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad adoperarsi affinché venga garantita l'osservanza delle prescrizioni normative in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa, nonché in materia di sicurezza del lavoro all'interno dei siti produttivi, anche al fine di contrastare le forme di caporalato e grave sfruttamento lavorativo e il lavoro sommerso ed irregolare. Il testo di tale protocollo è ormai di prossima sottoscrizione. Quando portato all'approvazione della Giunta non vi era ancora la data, comunico all'Aula e alla collega che il 25 ottobre questo protocollo sarà sottoscritto e vedremo chi sottoscriverà e chi non sottoscriverà. L'assessore al lavoro sta altresì seguendo la vicenda Amazon, vertenza Amazon, per la quale lo scorso 29 aprile ha incontrato le organizzazioni sindacali che contestavano le difficili condizioni di lavoro sul sito di Vigonza, dove erano allora presenti circa 400 addetti alla distribuzione in capo a 5 società appaltatrici di Amazon. In previsione delle ormai prossime aperture di nuovi magazzini sul territorio regionale, l'assessore al lavoro ha inoltre già convocato per il mese di ottobre, quindi la data che lei ricordava, il 14, un nuovo incontro con aziende e sindacati avente ad oggetto specificatamente la situazione in Veneto di Amazon. Il 15 settembre 2021 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Amazon Italia Logistics SRL ha sottoscritto il protocollo per la definizione di un sistema condiviso di relazioni industriali, con il quale si è impegnata ad applicare il contratto collettivo nazionale della logistica, trasporto, merci e spedizioni. Il medesimo documento prevede altresì momenti di confronto territoriali.
Su questa base la Giunta proseguirà il lavoro finora svolto al fine di contribuire a portare ordine e sicurezza in un settore strategico ed essenziale per l'economia regionale. Questo è il testo approvato dalla Giunta. Successivamente, come lei ha ricordato, e concludo Presidente, il 14 ottobre io ho ritenuto veramente inopportuno che non si presentasse Amazon in ottemperanza al protocollo nazionale e quindi proseguiremo nel sollecitare un ulteriore incontro. Grazie Assessore. Per la replica, collega Camani, prego. Grazie Presidente, grazie Assessore Donazzani. Io credo che sia importante che questi temi siano al centro della discussione di questo Consiglio regionale, perché la qualità del lavoro che possiamo offrire ai nostri cittadini è fondamentale ed è strategica nella fase che ci apprestiamo a vivere. Ed è vero, ha ragione quando sostiene che il comparto della logistica in questi anni si è sviluppato molto e si è sviluppato molto in questa regione. È anche vero che bisogna imparare a distinguere tra imprese che domandano lavoro, offrono lavoro, e imprese in grado di creare lavoro di qualità, imprese di garantire posti di lavoro stabili, imprese in grado di garantire le tutele e i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori. E in questo caso, in questa regione, Amazon non si sta comportando così. In particolare si avvale in maniera principale di lavoro somministrato e quindi risulta anche complicata l'interlocuzione con le imprese che hanno la titolarità dei contratti di lavoro e che non corrispondono ad Amazon, al punto tale che non siamo nelle condizioni di sapere oggi quanti sono i lavoratori che prestano lavoro somministrato presso gli stabilimenti. Ora, io credo avrà lei e la Giunta il nostro supporto nel pretendere dalle multinazionali del commercio e della logistica, ma anche dalle associazioni o dalle organizzazioni datoriali che offrono il lavoro somministrato, tutto il supporto che serve per ripristinare in questa regione un minimo di legalità nei rapporti di lavoro. Siamo all'inizio di una fase di ripresa importante. Riteniamo fondamentale che la ripartenza sia accompagnata da un presidio fortissimo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi su questo tema e su altri con i colleghi continueremo a presidiare, perché pensiamo sia davvero un elemento fondamentale che può segnare il tipo di sviluppo che vogliamo dare a questa regione. Grazie Assessore, grazie Presidente.